un panorama mozzafiato, quello che si fa ammirare in piena estate dalla vetta di Cima Grappa, il monte che segna il confine tra le province di Vicenza, Treviso e Belluno. Vallate verdi a 360 gradi, cielo azzurro, aria tersa. Sembra quasi impossibile immaginare che un luogo tanto ameno possa aver fatto da palcoscenico ad una delle pagine più tristi e sanguinose della storia d'Italia. Qui, nell'ultima fase della Prima Guerra Mondiale, la Quarta Armata fu costretta a passare dalla difesa all'attacco, prestando il fianco a numerose controffensive nemiche. Il risultato fu una carneficina tanto di soldati italiani che di avversari austriaci. In loro memoria, nel 1935 venne inaugurato il Sacrario, che la prima domenica d'agosto ospita la cerimonia di commemorazione dei caduti della Grande Guerra. Presenti anche quest'anno, oltre a migliaia di alpini, le autorità italiane e austriache. L'amicizia con l'Austria è solida, ma soprattutto questa memoria è quella che ci insegna come si fa l'Europa. L'Europa si deve basare su fondamenta solide e le fondamenta solide sono questi ricordi, questa storia. Noi che stiamo lavorando per il centenario della Grande Guerra, questa grande iniziativa che vuole prendere il nord, il nord-est, il Veneto, da oggi prendiamo lo spunto perché tutto questo popolo partecipi con noi a questo ricordo della memoria, ma soprattutto proiezione sul futuro. Un luogo, Cima Grappa, a cui gli abitanti del territorio sono molto affezionati. Ben prima di assumere una connotazione civile e patriottica, infatti, questa visita di massa in piena estate aveva carattere religioso. Nella cappella che si erge in vetta all'ultimo livello del Sacrario si venera infatti la statua della Madonna benedetta la prima domenica d'agosto 1901 dal patriarca di Venezia Giuseppe Sarto, futuro Papa Pio X. È da allora che nella prima domenica di agosto si ripete il pellegrinaggio delle genti venete alla Madonnina del Grappa. Qui si arriva la prima domenica per una tradizione, il pellegrinaggio delle genti venete qui alla Madonnina di Cima Grappa, poi è stato con la mula bianca il Papa Sarto, l'allora cardinale, per cui è una tradizione che si ripete ormai da 104 anni. L'ossario ospita i resti di 23.000 soldati, non solo italiani ma anche austriaci, ungheresi, boemi, slovacchi, croati, bosniaci e di altre nazionalità. È dunque il simbolo di una memoria collettiva condivisa tra diversi paesi europei. È una memoria che è nel cuore, è una memoria che è nei fatti, è una memoria che è nella fisicità. Credo che queste montagne hanno certamente segni importanti, oggi siamo in un segno importante e credo che questo modo di presentare il paesaggio, questo modo di presentare anche il nostro territorio, in un insieme anche pieno di valori, sia il modo per fornire ai giovani una prospettiva per il futuro.